troviamo in Casa Pirinu, nel cuore del centro storico, nell'antica Rugaderetta, oggi Corso Repubblica, a Domus Novas. La Casa Pirinu è tra i più antichi edifici del paese, ha subito diverse trasformazioni nel tempo, acquistato dal comune e reso fruibile alla popolazione. La casa prende il nome dalla famiglia Pirinu che arrivò da Banari nella prima metà del 1800. Il capostipite Giovanni Maria Pirinu, figlio del chirurgo sassarese Gavido, diede vita ad una prosperosa dinastia di artigiani e commercianti arrivati fino ai giorni nostri. La casa è censita nel sommarione del comune di Domus Novas tra il 1840 e il 1850 e fu acquistata dai Pirinu al loro arrivo a Domus Novas. Gian Maria Pirinu era fabbro ferraio ma anche calzolaio, nonché botteghieri. Già titolare di altre abitazioni ubicate nella stessa via dritta e proprietario di vigneti e boschetti di agrumi. Nel 1907 si trasferiscono in questa casa Giovanni Pirinu e sua moglie Teodolinda Secci, novelli sposi, annoverati tra i più stimati commercianti del paese. Li vediamo in questi ritratti risalenti all'anno del loro matrimonio, facevano parte dell'arredamento originario e si trovavano nella sala al piano superiore. Un atto notarile del 1929 ci racconta che i coniugi erano alloggiati in quell'epoca momentaneamente in alcune stanze di una casa attigua, verosimilmente per permettere una prima ristrutturazione della loro residenza abituale. Tra il 1907 e il 1919 Giovanni e Teodolinda mettono al mondo 8 figli, sopravviverà soltanto l'ultimogenita Bice. La figura di Bice Pirinu, di animo dolce, gentile, affezionatissima ai genitori, è tuttora viva nella memoria dei non più giovani domusnovesi. Nel 1940 la casa subisce ancora delle importanti modifiche in occasione delle sue nozze. Nel 1940, infatti, Bice contrae matrimonio con Antonio Carta, militare di carriera, desideroso di essere trasferito in Sardegna. Le nozze vengono celebrate il 2 giugno 1940, ma il 10 giugno successivo l'Italia entra in guerra e Antonio viene spedito in Nord Africa. Resterà per alcuni anni. Nel 1944 nasce in questa casa Gian Gabriele Carta, futuro generale di Corpo d'Armata, comandante della Brigata Sassari nel 1996, ora in pensione. A lui si deve l'incoraggiamento all'esecuzione del testo di Monius del capitano Secchi, che diventerà l'inno della Brigata Sassari. La Casa Pirinu attualmente è sede dell'Associazione Circhiola, nata con lo scopo di tutelare la memoria storica locale, promuovere la riscoperta delle radici culturali attraverso studi genealogici e storie di famiglia. Grazie ai nostri studi genealogici ed archivistici sono stati ricostruiti diversi fatti di cronaca della storia del paese. Le nostre ricerche si basano sullo studio dei quinquelibri negli archivi diocesani, negli archivi comunali, nell'archivio di Stato e in siti dedicati alla genealogia. La casa, che un tempo accoglieva al piano terreno uno dei più forniti negozi di stoffe del paese e al piano superiore l'abitazione, presenta il tipico impianto dei centri storici medievali, con stanze lunghe e strette che si susseguono fino ad arrivare a un piccolo cortile nella via parallela, l'antica via Santa Barbara. È strutturata in diverse sale utilizzate di volta in volta per mostre, esposizioni e laboratori. In questa sala è stata allestita una piccola mostra genealogica relativa ad alcune famiglie oggetto di studio. Abbiamo un grande progetto denominato Desta Regina Suvorumeddu, che prevede la mappatura delle famiglie domusnovesi, l'immissione dei dati in un database con relativi documenti e fotografie, col fine ultimo di rendere le nostre ricerche fruibili a tutta la cittadinanza e agli appassionati del settore.
Lo scopo è ripercorrere la memoria della famiglia, dal più lontano antenato fino al più piccolo discendente, con storie di famiglie che coprono talvolta un arco temporale di 350 anni e oltre, arrivando fino a 13 generazioni. Tale progetto permetterà inoltre di recuperare gli antichi toponimi, la toponomastica ottocentesca e i vecchi mestieri. Tra le famiglie domusnovesi da noi già studiate, citiamo i Lebiu e i Saiu, documentati già dal 1645 come i Murru e i Lucheddu. Furono molte le famiglie arrivate durante l'epoca mineraria della seconda metà del 1800, quali Isola, Piviri e Azeni. Una delle più antiche genealogie è rappresentata dai Deida, presenti a Domus Novas fin dalla seconda metà del 1600. Gli atti di morte dei Deida documentano spesso la sepoltura apud ecclesiam, cioè all'interno della chiesa, a testimonianza del ceto sociale elevato della famiglia. A tali atti spesso venivano allegati anche i testamenti rilasciati al curato in punto di morte. Dal testamento di Francisco de Ida, morto nel 1698, sposato con Caterina Lebiu, si è appreso che erano contadini, proprietari di terreni e di giovi di buoi, molto religiosi e prodighi nel dispensare elemosine ai poveri e alla Chiesa. Nella seconda metà del 1600 si stabilisce a Domus Novas un ramo proveniente da Villacidro, che fissa la propria dimora in Contrada Girilli ad est dell'abitato. È da questo nucleo familiare che derivano tutte le generazioni future che possiamo incontrare ancora fino ai giorni nostri nel nostro paese. L'Associazione Circhiola vuole essere luogo di incontro e aggregazione, scambio e collaborazione nel nome di interessi culturali comuni. Perciò in questa sala abbiamo creato un ambiente in cui incontrarci, leggere o ascoltare buona musica, aperto a tutti coloro che desiderano avere uno scambio culturale o anche semplicemente trascorrere un po' di tempo a chiacchierare. Oltre ad occuparsi di genealogia, Circhiola organizza eventi culturali di diverso genere, escursioni in lingua sarda, eventi musicali e artistici. La nostra piccola biblioteca è in continua crescita ed è a disposizione di chiunque voglia avvicinarsi a fare una lettura qui in sede. Ci sono testi di vario genere, soprattutto è dedicata al tema Sardegna, alla storia e all'ambiente sardo. Abbiamo in particolare testi su Domus Novas, testi di autori locali, oltre a narrativa per adulti e ragazzi. Che dire, abbiamo anche un piccolo spazio dedicato al vinile. Per gli appassionati sicuramente sarà un posto allettante per ascoltare buona musica in compagnia anche di questi LP che sono datati e di uno strumento abbastanza vintage, il nostro famoso giradischi. Oltre a questo spazio, ecco che ci troviamo qui nell'area dedicata più alla documentazione e alla ricerca. Questo è uno spazio che è dedicato prioritariamente alla documentazione e alla ricerca. Qui in questo PC vengono inseriti i dati che sono frutto della nostra ricerca genealogica, che sono dati che vengono messi a disposizione degli utenti, quindi chi volesse avvicinarsi per consultarli, per avere informazioni sulla propria genealogia o comunque curiosità di altro tipo, sicuramente siamo qui sempre disponibili all'accoglienza. Questa sala ospita il Museo Faunistico che il Comune di Domus Novas volle a suo tempo istituire. Sono presenti oltre 120 esemplari imbalsamati di specie selvatiche che hanno come habitat naturale le montagne del massiccio del Marganai.
troviamo in questo momento al piano superiore della Casa Pirino. Questo in origine era il soggiorno della famiglia. L'associazione utilizza questo spazio per eventi culturali. Qui si svolgono convegni, conferenze, incontri con gli scrittori e anche serate musicali. Il supporto della comunità è fondamentale. Grazie a chi vorrà sostenerci e seguirci. Venite a trovarci a Casa Pirino.